Modas, sas bogues de esos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata, Bustiano Pilosu chistiona con Ruggero Pica, cantatore eulianesu che commenta a Terolmeda ha connoto su canto a Pitticheddu, iscultane sul disco de tenore chi tenia in domo. Quando fu per un mannittu ha cominciato a cantare paris a sos cumpanzos, riunito da Sebrolocco de Uliana. Ruggero faedda de commenti sti stato difficile resessire a cantare bene, iscultane sos atteros e profanne a che furare sos segretos de sa bogues pro bellas, finza si iscultanne sa registrazioni storicas. Poi su cantare è ligato a s'amistade e a su istare parisi con sos atteros cantadores. Con su tenore su, Ruggero ha girato su munnu cantanne a sa moda ulianesa. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Ruggero Pica. Salute Ruggero. Salute. Ma che piacere che sia che noi soie in questa registrazione se namus arreionadas che siamo il fagende dedicadas a su progetto Modas fatto da Esisre, parisi con sos sozios de sos tenores, Associazione Tenore Sardigna e su sozio Boches a Tenore. E su sozio Campos che coglie tutti sos cantadores e sonadores de Sardigna. Che hanno formato questa rete de su canto a tenore e come siamo scrivendo di far rientrare vinza salbidas e tutti sos cantadores. In questo progetto, beste questa parte de arreionadas e oggi siamo abboiendo a tie, poi fare una arreionatella tra noi de su chi este, stato, potè, esperienza tua su cantare a tenore e saida di Uliana. Tanto presenta di azigo a chi non si scurta. Mego Milano Ruggero Pica, intanto Bustiano ti ringrazio per questo invito non sai esatto. Oggi è un dia de istionunzo e de pae, è la cosa ora più importante. Poi se mi dimanda solamente per cominciare a cantare a tenore, ego tinaro e su 1970 a me più la fortuna di tenere una radio in domo. Una radio dove a sotto manco un quarto risultava su Gazzettino Sardo. E dopo su Gazzettino Sardo veniva sempre su Stommi in domo. E se ne su Bustiano Usale Ciccone di Uliana e su Biado di Babbo. E questa radio gli ha dato questo giradischi. E io questo giradischi e tanto miravano a ponere sempre su disco. Io un disco tanato, m'ammento, e vidi su Biado, non dicevo servito, su Biado rondelle orgoglioso. E una l'ha vissuta a taglio mio. A Satterà la vidi su Annugoro so andato. E tanto da qua cominciavo a surtare su tenore che suntava zio Bustiano di Babbo e minavano uste sa ontra, uste su bascio, però non appo mai io bene poi i popizzineddu minore, però la musicalità di usto antavano regolesero mica sta barra in conca. Ma quanto anni tenias questa esperienza tua? Ma tenio de annos, Bustiano, una cosa su genere. Sono sos primos ammentos che tenes de scurtare su tenore in nome tua chi è legato, mi pare, in porto a su manco che hai scurtende da foras, sul fatto che l'ammento è come un ammento che imbabbutou, no? Chi è ma sos primos ammentos forse il Bustiana sini e hanno ninnavano a sorre mea, frate mio, e poi babbo mi piava di saoda e mi antava da tre sus con sos color duos e mi sta barra sempre impressa questa poesia. 3 dieci ore durata l'agonia, mi piava da saoda e mi la antava sempre sul biado di babbo, quindi questa cosa non dice opportunamente che sta barra essa conca probabilmente rispetto a queste canzoni si va via di sa radio, vedi pareti, io la surtavo ma non la surtavo, però sono mica barrava in conca in questa cosa bella de babbo e de mamma e di questo tenore orgoglioso, ecco. Poi quando tu namus in Uliana, quando è che hai cominciato tu a ti interessare da tenore, a scurtare sos tenores ulianesos e finza a provare a cantare? In Uliana io posso narrare, sia per cominciare a frequentare sa prologhi su 1970, 71, 72 e a più la fortuna di incontrare persone belle tipo Tonino Trighino, tipo Mimino, mi hanno imparato a cantare, e Antoni Canudo, eccetera. Tanto, in Uliana noi si cantava tanto tenore, in Boses però non cantavano in pubblico, cantavano a Tesoro Magazzino, sos club bine dai prima. Su primo tenore nostro, un momento immoso, ego, subiato e un pare carros, bascio nos a Baduretolo e mesvo e Zampeppe. Poi nos siamo gettati a pari di un altro tenore che aveva ad Uliana, in Mario Visiera, Maurizio Sanna e Francesco Maricoso. E tanto abbiamo fatto un ulteriore unico, poi mentre ero a Proloco, ci ha dato la possibilità di girare, di sperimentare, di non confrontare
Però immo sempre riferire soltanto sul mastro nostro, ripeto, in uddos nos imparavano a tenore, che su periodo non che andavia cassettas e le si bisogno in giro e WhatsApp eccetera ti lo potete ascoltare. Quindi in pausa tenores, quindi questo è l'aspetto positivo. Non me lo intendias tu, questo lo intendio e saproloco, però l'aspetto negativo è che quando arciava su parco, antai probabilmente sempre andavo male. Anda che rabo dai su parco, e quindi mandavo la gente l'indavo, ma aumentamo andavo male, benissimo. Ma aumentesi antada, e non si anta goi, ma aumentesi antada, e non si anta goi. Nessuno tinava aumentesi antava. E quindi depias carpire questo segreto di questa gente in bellissimo, però in meda a uspu si tancavano. No, è de comprendere che una cosa sta a cantare, un altro trivaglio proprio è sta a spiegare su cantonzo, no? Beh, schia magari cantende e uno che a barra sa buca aperta, poi si dinara come tal fatto e ha po' cantato, e il degai, no? Beste invece scudi che magari non è il buono meda a cantare, che però tischi da reionare adesso cosa, no? E pote capitare che non sono due cose che hanno parisi. Uno magari tischi narrere non mi sei aggradato, ma non ti schinnare su buitte e è difficile a correggere. Questo io mi è capitato in lateral bides pure di intendere questa regione, mi è capitato a me personalmente pure come a te, no? Questo tipo di cosa. Però che gli narrere su chi conta, dai su chi vilnende parla il mio, no? Che tu hai imparato che non vai a registrazione, se me da registrazione sull'Ianesa, e tu hai imparato su chi intendias a gente. Assolutamente. E che più sa fortuna rispetto a terras persone, di ascoltare le bella sinuliana, e che può allegare del 1967, abbiamo posto su Pastino in sa nostra, Pastinausa Vinza, e Antauci Lorenzo. Una persona che miravano sa pur bella voce di Uliana, su pur bello modo di cantare, e che lo tengo registrato, poi venire d'acali, una allo sistemare, questo nastro, capito? Che poi e abbiamo imparato per un registratore per cominciare a fare non un'indagine, a cominciare a collire, perché anzi tenori sa cassettas tramandavano sa cose in maniera orale, però non c'era nulla di scritto, di scritto, di cosa di concreto, di sa cassettas, eccetera. Quindi più sa fortuna di andare incontro sull'Ianesa favolosa, tipo Pizzirillo, a più occasione di andare in un Milano di Ruzia, in una bellissima voce, in su Babbo de che cotica, in su Biado di Babbo, in su Lorenzo, in altre che mise persone spodonare. E mi hanno arricchito cada uno di un supao, e mi podia dare e mi la davo. Però poi mi dispiace di andare in fatto una cosa mea, giusta o sbagliata, sia non dice, però mi la patego. Agai oggi vi una persona, un tenore antada, ego linaro, su bascio pone lo goi, osa mesu pone la goi, osa ontra pone la goi, agai pogana t'aggiudare. Prima è difficile, agai di osa tancà, però ripeto, l'amo superato sta cosa. Quindi oggi è bello, agai nulina liscio e bada in banda tenores, i antana, i sono de accordo in toto, i sas ambas si sas ambas, o mentre sei innanzi questo progetto, si ambiana e bada un'integrazione ed è de bascio, de ontrar, de osa e de melodia. Una cosa ti queria dimandare, no? Quando tu hai cantato in Costuzio Lorenzo Calmentovadu e altri cantatores, ma cantai tutto che pare o bei a differenza da una satira sul modo di pesare saoghe e salzirata schidaiana? Ma via modo di andare, come per esempio che Pintesazio Lorenzo andando sarsi antico o sarzio a tenore, e non era che non l'ha mai intesa nessuno. Poi su primo ha fatto un'analisi, ma io vado un passo in plus, per esempio, sarsi antico, e mi tornava e no, forse si andava a goi. Però sarsi vidi, o mentre si anta, o mentre lo anta Antoni, su ritmi us. E quindi si sta un'esperienza su confronto sa gente, arricchi sa gente. Ma è proprio questo, no? Che a Savine tu hai sanato. Casi non esatta la domanda che ti piace il geo, fidi, ma tu è a cale cantatore de prima o da cale hai imparato de brusu che potes assimizzare, invece ma già risposto, insomma, che da ha fatto a bello un traio una maniera tua da cantare. Ti è da grada da cantare de brusu namus a sa seria, sol balloso, sol muttoso. Ma ecco una cosa, magari posso andare a sa seria, poi non liana manteneva da uno sto Manzani si intervista, non sa a cantare Pipiru Mereu. Ego per esempio sono un amante a Montanaro ed essere modar di Piras e quindi Antonu pa tutto. Però è bello tutto, è importante, va per armonia, serenità e gana cantare Paris.
Va bene, però è il bello che su tenore vinza diventa di strumento per fare che sconosca sa poesia. Noi finza soia in oghe abbiamo regionato che in qualcuno che certa cantones che la sa imparata sa brusi scurtende la che non manco la zendela, no? Assolutamente. Quindi Ma oggi uno mi ha dato un insegnamento che mi ha assolutamente questa moda a popostego, questa canzone a popostego. E in una canzone recente, di questa dire, di siamo vivendo, del suo dramma, della sua povertà, della gente nel travaglio, eccetera. E mi ha mandato un messaggio e di quello lo ringrazio. Io sto in Bustiano. ascolta. Poi però tu hai cantato praticamente in uno tenore de palco, come lo potremmo definire noi in Sardegna, no? Tenore che è diventato un tenore fisso di un gruppo di compagni come al nato e che anda a il finza da sosparco a cantare, ma che sul gruppo pure che ballaia tutto. Sul gruppo ballavamo, io cantavo sempre Sarzi Antio e Soddordurino. E a me mi l'ha imparato Tonino Trighino a cantare Sarzio e Sarzi Antio. E che in questo gruppo ziraia Abbiamo girato sul mondo. Contanos a zigo di questa esperienza. Ma l'esperienza più bella si sta in Montalcino, vabbè da pastore runeso, si non sarà motivo, in impegno hanno fatto Ustaniele e cada uno non si poteva, noi non se lo potevamo permettere. Andavo a volere dormire all'albergo, volere dormire in noi. Ma dormimmo in bois. E cammo là usero in chinisso di sar famiglia risoro, vivendo a spena di questa penas. Saniele su sacrifici di questa gente, e se kermuia dai no, per acciappare os amengius, e su iteniana non andavo, cosa più bella sussa. A Sestero pure siete andati? Sì, siamo stati in Francia, siamo stati in Francia, siamo stati in Inghilterra, siamo stati in Germania, a tutt'uve. Poi si vuole stiamo a qualche barzelletta. No, si bada qualche cosa noi un su tenore che ha girato come a donzi cosa quando si è andato fuori in una compagnia de amigos o de situazioni ben capita tutto, no? Sembra qualcuno che porta ad andare ne può gustare io. No, Leonardo Bustiasti, mi lamentare due persone, oggi a me mi mancano in frades. Un pare mucchera e un pare carros. Io andavo sempre in chinisso, in companzo ormeo, dividevamo sul letto, e oggi è pesce, sa die de oggi e li ha dedicalissos. La dedicammo, certo che a Soschi abbiamo cantato Parisi, che ha cantato Parisi, e a Soschi Bosana imparato a cantare, a Solmannos che sono connottos, tutto questo rivaglio noi no che bia. In Tonzida che andiamo è il dedicato a chi è tutto questo non l'ha da porrito, che si spera della porrire noi a sospizzino il nostro, a Soschiana bennere, su rivaglio a Savine si fa che poco pure che tu hai commentato prima, che hanno tagliato con il registratore, fidi che può giocare sul mentico, no? Esatto. Che se non t'abbizzai che questa cosa si fa chiata ma non t'abbarrai nuda in mano invece il goi registrende t'abbarra cosa meda che arriva che qualche commento che intego su liberamente tecnicamente casa zio qui siamo registrando io fai dogoi che non deve importare nulla tanto abbaida su chi conta da este che nammo sa cose che a beru di un po' te servire a comprendere i tendeste su tenori in uliano i testi stato e it di a poter essere uno grasa, no? Desinterpretazione, noi soie abbiamo sarreionato per esempio in Antisi, fuori dal microfono, ma lo potremmo mostrare alle aree sarreiono, di una cantata a tenore registrata in una cassetta a Tirsu, de gusto il muttoso a Sulianesa, che io da momento vado e ha ponato mutto registrato che accustoso e pubblicato in cassetta è il difficile andare a zappare altro, ma non solo lianeso, so vinza si natera al biddas, che baccalitate de donzi manera, no? E de gusto ti te pessa stu de gusto. Ma io penso bustia e se ne stavo su primo semmene su tenore, non solo pro mene, però tanto spizzino su lianese, che usa cassetta, la mintesa, non una volta, de ghina de vortas, dai uso abbiamo cominciato. Ed una cosa bella, spero, e continua a barrare questa cosa bella di questa gente non sa di imparare questo. Poi noi bisogna il passaggio. Il giorno nostro non si può andare, il babbo non teneva un registratore per registrare, tu tenevi sul registratore e non registravo, quindi la colpa è tutta nostra. Quindi dobbiamo registrare, discutere, scrivere, leggere, documentare, però si viene dopo. E su tenore namusu, tu è come noi che oggi forse non seste, noi il gale si da campo un arreglio, no, che però in altra albida è il vestito chiaro. Chi sa presente, tu l'hai nato in Antisi, un montone di cantatori
come pure in Uliana, grazie a Dio, su tenore il Biu, va da Zovanos che cantano, e una parte lo siamo a registrare oggi pure. Ma a differenza, per esempio, io isco, ma è una cosa che ha inteso, poi tu minare se so sbagliando si è la verità. Chi sa presente per il basso, scontra, il mezzo al vogel, ma per spago, però è solo un'issonata che ha inteso io. Ma bustiego ti dico nare, se tu mi poni a piare, alle sono sarmenzus ontras, alle sono sarmenzus bascio, sarmenzus mesu vos ego ti dico nare, e che surto tutto, che è tutto bello, non è solo suliana da ascoltare. Ego naro, sor bascio, sor golese non si discute, se ontra sor unese non si discute. Sarà mesu vos specie sarduliana. E quindi ego ti naro, cioè, sul confronto tra ustas is olas, che sono tutti is olas, e tenores, è bello per usto. Ed ego di augurare una die la Sardegna esprima da un anta tenore per tutto la Sardegna. Però è bello che si mantenga ad ogni cosa. Augurende e durano in eterno da sos paesi, sas tradizioni. Ma è questo spizzinnoso, no? Namusu, de cui al zovanos, tu discurta il spizzino al zovanos, no che non intende scantare. Ego, anto in questo spizzino al zovanos, se cada di mina cirurgia, come che paglio mannu, lo ha in piaghere, anto angana a imparare e de capo gana a andare. E questo al boghe se de commo? Arborde omo bellissima ontra, bello bascio, però vuole fatta si sola. E boghese, cantatore. Boghese un paese di prospas, quindi forse è sul momento di cominciare a narrare, e viene a Suliana, questo è un messaggio al mio caro amico Antonio, di cominciare a fare si sola e sostenores. Ecco, questo è uno dei suoi argomenti, per esempio, di questo progetto Modas, che tiene in intro una seconda parte, che proprio punna a cercare di pesare l'eva al noas e di imparare su spizzinnoso a cantare. Poi salmanera sa gattana, bello, sa gattana, però questo a me rispetto di troppo precontato, che è un problema serio, no? È accordo in teus. Chi tiene su tenore, cioè due volte se un omine mannu a gatta da basso contro me so che accanto un daghere può cantare. È più raro che bappa uno pizzino che pesa boghe, che si organizza di un tenore, che c'è bisogno, ma sono meda paus, però ripeto, dobbiamo cominciare a imparare a cantare una persona. Momenti monani li devono nascere sus primos bini da me a me in questo giradischi. Spero io sono strumenti su bisogno in mille cose, sono ottimista e tanta gente può cominciare a cantare pure a stare vicino a voi. Grazie Ruggero, grazie a voi, grazie per il salfagende e tinare non aspetta spezzi a amico Antonio Buzzo. Poni di due in prima persona a fare questo trivaglio, sì, non proprio in una scuola, proprio come se il fagende lo si chiede a fare e a lo fare il fin sal de brusu, in modo che so spizzinnoso, non proprio briendeloso, ma assizende bile, uno pottane imparare a bere come si canta da sulianese. Ma Antonio mi ha sempre su mastro suo, oye, pubblicamente con aro, ube babboe non bimarra fricco, su voi sta Antonio, non so. Grazie. Grazie a voi. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Fonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.